Continuiamo il nostro approfondimento sulla situazione dei minori, disagi dei minori a Taranto. Diamo il benvenuto all'avvocata Gabriella Barcariol della cabina minorile di Taranto. Buongiorno. Buongiorno. Avvocata, stiamo parlando dei minori perché dopo queste inchieste insomma sono spuntate mille domande e adesso però partendo dal caso in realtà ci serve come sempre per raccontare un quadro. Ecco, qual è in questo momento dal vostro osservatorio privilegiato come Camera Minorile la situazione del disagio minorile a Taranto, nel nostro territorio? Allora, diciamo che è all'ordine del giorno, è un dibattito che noi almeno gli operatori del diritto, no? Quindi servizi sociali, servizi invece sanitari, noi avvocati, ovviamente affrontiamo ogni giorno, soprattutto ovviamente noi che ci occupiamo del diritto di famiglia. Il disagio è una grande difficoltà nella vita del ragazzo ed può portare a delle conseguenze veramente difficili, c'è un'ansia, la depressione, l'isolamento sociale, l'aggressività, i disturbi alimentari, le dipendenze dei social. Ovviamente mancano per questi ragazzi dei valori, punti di riferimento, ci sono molte frustrazioni, delusioni, illusioni, viviamo in un'epoca di individualismo, no? Quindi l'apparire domina sull'essere, viene molto influenzata dai social, anche se i social non devono essere comunque demonizzati. Dal mio punto di vista bisognerebbe fare un'educazione all'uso dei social, perché non si può non prendere atto che questa è parte ormai della nostra vita. Ormai della nostra vita, non si può dire a un ragazzo, un bambino, parliamo di ragazzi dagli 11, gli adolescenti vanno in una fascia di età dagli 11 ai 25, no? Quindi sono i nostri adulti di riferimento, cioè gli adulti di un domani. Quindi sono la base della nostra società. Io penso che il dramma nasca proprio nelle famiglie. Leggevo su un sito sulla pagina web di uno psicologo addirittura che manca il punto di riferimento maschile. Effettivamente c'è anche questo, no? Ci sono famiglie disgregate, famiglie nelle quali si lavora entrambi e quindi si ha meno tempo, non si comprendono le difficoltà dei ragazzi, che non vengono però neanche comprese nella scuola, perché quando la scuola dovrebbe essere un po' più inclusiva, io mi rendo conto, avendo a che fare con tanti ragazzi, perché sono avvocato di questi ragazzi, che anche lì ci sono delle difficoltà, perché poi fondamentalmente quegli adulti che insegnano loro a come essere hanno anche loro questo individualismo, la dipendenza dai social, casomai l'uso delle tecnologie, non comprendono il disagio. Il disagio dovrebbe essere insegnato ai genitori. Io dico sempre, invece di fare i corsi prematrimoniali dovremmo fare i corsi pregenitoriali. Ecco, ma in realtà c'è un modo per capire, dei piccoli campanelli di allarme per comprendere, Sì, io devo dire la verità, non sono genitore, ho visto poco fa la miniserie Adolescence e devo dire, ecco, sono terrorizzato da quel confronto franco tra madre e padre alla fine, quando si dicono, scusate sto per fare spoiler, che si dicono era nella sua camera, lo credevamo al sicuro. Insomma, invece quello è il posto peggiore. Ecco. L'interazione con l'altro, no? Se i ragazzi parlassero di più, se i ragazzi fossero invogliati. Io sono stata ultimamente in America, c'erano tanti parchi, i ragazzi giocavano a baseball, giocavano a pallavolo, e mia figlia, che è un'adolescente, quindi tutte e due adolescenti, mi facevano un'osservazione: ma noi queste cose non ci sono, noi dove andiamo per interagire? Certo. Anche la parrocchia è venuta meno, no? Anche quel senso di appartenenza, di credo, c'è poco, ma io dico sempre, la base è la famiglia. Il ragazzo si forma con degli ideali all'interno della famiglia nei primi 6 anni di vita, no? Quindi sa come gestire le cose, e poi inizia la fase adolescenziale, che è quella in cui fluttuano in un mondo tutto loro e certo, devono capire la strada da prendere. Non possiamo dare colpe a nessuno, non è la colpa della scuola, non è, certo, in una fase di accompagnamento successiva, quando il disagio emerge, la colpa è di tutti. Ma all'inizio io ritengo che sia la famiglia la base. Io ho clienti che non riescono a comprendere che la conflittualità è un disagio. Io non faccio andare mio figlio da mio marito perché mio marito ha fatto questo e questo. Quando tu poi parliamo in caso di separazioni conflittuali, certo. Sì, regolamentazione dei diritti dei figli. Quando tu spieghi che almeno uno dei due genitori deve essere un porto sicuro per il proprio figlio,
là esce l'individualismo personale, ecco, quindi non c'è questa, ecco, ci vorrebbe un grande insegnamento, una grande... E noi proveremo diciamo, a fare la nostra parte, proprio con l'avvocato Barcariolo, fra qualche tempo proveremo insomma a raccontare anche come stanno le famiglie a Taranto. Stiamo insomma buttando giù un progetto, avvocato, ormai l'ho detto, insomma quindi deve essere fatto. l'abbiamo buttata così, l'ho buttata così, Con adesso molto piacere. non può tirarsi più indietro. Insomma, grazie davvero per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro a Grazie. Gabriela Barcariolo.